Buonasera Assessore, siamo qui nella sede della Protezione Civile Rodigina per parlare di una nuova legge regionale. Volevo partire però parlando dei fatti recenti di Ischia e della dichiarazione appunto della Protezione Civile di una mancanza di un piano nella zona di emergenza. Che cos'è e come funziona invece in Veneto? Noi siamo un'eccellenza a livello nazionale riconosciuta anche dal Presidente della Repubblica, che dopo l'uragano Vaia è venuto in Veneto appunto a dire che il Veneto ha dato una lezione a tutta l'Italia sia in termini di previsione, di prevenzione, di gestione dell'emergenza, ma siamo diventati a distanza di anni anche un modello virtuoso di ricostruzione post-alluvione, così come lo fu il Friuli dopo il terremoto, un modello virtuoso di ricostruzione post-sisma. Noi siamo diventati un modello di ricostruzione post-alluvione. Questo è dovuto al fatto che abbiamo investito parecchio sia in termini di previsione che di prevenzione in modo particolare. Come prevenzione abbiamo adottato un piano che vale 3 miliardi e 200 milioni di euro di opere di difesa del suolo, ne abbiamo avviate parecchie per circa 1 miliardo di euro, 410 milioni solo di consolidamenti arginali, poi bacini di laminazione, poi briglie e tutta una serie di altri interventi. È ovvio che un piano che vale 3 miliardi e 200 milioni è un piano ambizioso e da qualche parte bisognava partire. Noi abbiamo investito nelle opere principali e abbiamo fatto molto, 1 miliardo di euro di opere significa molto, ma significa che abbiamo ancora molto da fare. Stiamo recuperando un gap di parecchi anni, basti considerare che l'ultima grande opera idraulica costruita in Veneto prima di questi ultimi anni era il bacino di laminazione di Montebello, che è stato costruito nel 1926. Grazie. E per quanto riguarda la nostra zona, quindi il Polesine, di recente è stata colpita anch'essa da questi fenomeni meteo molto importanti e che lasciano dei pesanti danni nel territorio. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi dal futuro, visto che questi eventi sembrano diventare sempre più frequenti? Bisogna continuare con le opere, noi come Regione continuiamo a impegnarci con questo piano e poi anche tutte le singole amministrazioni, le province, i comuni in un'opera di sinergia per migliorare la sicurezza dei cittadini, ricordandoci anche che non si può costruire dappertutto e quindi anche in termini pianificatori va fatto un ripensamento e poi puntare molto sulla previsione. Noi siamo un'eccellenza anche su questo, tant'è che con Vaia abbiamo azzeccato le previsioni meteo più e meglio dei nostri vicini e questo ha consentito di salvare parecchie vite umane, perché le previsioni meteo hanno consentito di chiudere tutto nella provincia di Belluno, dove c'è stato l'epicentro, e quindi di evitare che le persone fossero in giro per strada con il rischio di essere travolte dagli alberi. Siamo dotati di strumenti di cui nessuna regione in Europa è dotata, penso per esempio alla modellazione che si chiama Image, messa a punto con l'Università di Padova, secondo la quale con 72 ore di anticipo noi siamo in grado, in base alle previsioni meteo, a stimare le portate e quindi i livelli dei principali corsi d'acqua ed eventualmente prendere i dovuti provvedimenti. Siamo l'unica regione in Europa, ripeto, ad avere questo strumento e penso che investire per quanto riguarda la previsione sia assolutamente importante, anche perché così il cittadino sa prima quello che lo attende nelle ore successive e questo può evitare parecchie situazioni critiche. Penso a quanto accaduto nelle Marche, dove parecchie vittime sono state trovate negli scantinati o nei garage interrati mentre stavano cercando di mettere in salvo le auto.